Amici di Trivignole, bentornati a Non è mai massa tardi per imparare il dialetto trentino. Ancora vi parlerò della pronuncia. La pronuncia in dialetto. Però volevo spiegarvi prima una roba. Ma di che per esempio se mi ha fatto quelle prove, come diciamo i casting per il cinema, no? Anche a Chinzona, Arco, a Cadrente, e lì cosa vai fuori? Che anche pute che magari in famiglia parla dialetto o comunque insomma gli è dentro ne sto poccio, e non ha problemi a parlare, dizio. Cioè praticamente, dopo poi vi spiego nel dettaglio, il tai del pra, il marchio, insomma, del Trentino, chi però rispetto a quel che dice anche a studiosi eccetera mi sarebbe per la saria di sta roba. Cioè non capisco perché per esempio in televisione, in cinema, quelli che hanno accento romanesco gli va bene anche come macchiette, quelli che hanno accento napoletano ancora meglio, quelli che hanno accento veneto, Mondoletta, cioè, ma magari per far ridere, per fare come dice una macchietta, però i vei salvai sti qua, e lasciamo perdere nella televisione che, cioè, vuol dire Bonolis, altri, cioè parla romanesco. Lei è vera che il dialetto trentino non è proprio puro, nel senso che sta, come dire, lei fa di tanti misciotti, però almeno come si dice parlare come si mangia si potrebbe. Dopo è ovvio, cioè, se uno vuole fare spettacolo vuole andare a parlare in ponta, insomma, ora corsi di edizione eccetera eccetera, però insomma lei è un po' come cambiare che anima a una persona, no? Cioè, immaginevi uno dei nostri vecchi che lo costringe a cambiare un certo modo di parlare, non è bello. Comunque i trentini mi sono sempre al libro di Aldo Bertoluzza, grammatica eccetera, e i trentini, anche gli altri italiani del nord, noi non riesce a pronunciare come si deve la L palatale. Per capirne cosa è la palatale, è palato, no? Però vuol dire la gli, GLI, gli. Cioè praticamente per i trentini aglio le aglio, cioè con la L sola, aglio, moglie le moglie. Negami fuori. Chi dice che per pronunciare correttamente la gli si dovrebbe posare la lingua larga sulla parte media del palato, no? Mentre nella pronuncia della L normale la lingua te la alzi sì verso il palato, ma toccando soltanto i denti e la base dei denti, cioè c'è tanta fatica per arrivare a parlare come italiani. E dopo che anche un'altra roba, che per esempio il discorso della S, che dice, cioè chi diciamo sibilante pura che la assomiglia nella pronuncia trentina alla SC di scena, disciplina, cioè la S si capisce da tante robe, cioè al contrario che dirsi in certi luoghi di Toscana per esempio si pronuncia la S in modo che assuma il suono della Z e si dice il zole, la dispensa. La S trentina sonora o aspra secondo alcuni autori è di suono più rimesso, casa, asen, rosa, accusa, e corrisponde grosso modo alla ilunga o G del francese come journal, gentil, anche chi che vi dica, cioè sta S sta roba tenintela, sempre come dico, se non si vuole a laser metti al TGR, guarda che anche lì ogni tanto ma non è finita, che per esempio
la lettera Z, che ha due diversi modi di suonare a seconda di come la si accoppia con altre lettere dell'alfabeto. Che è un modo detto aspro, intenso, che è carrozza, zio, l'altro invece è più sottile, più rimesso, diciamo, alcuni che dicono che è rozzo, e lei è proprio orzo, zanzara, zero. Ecco, nel dialetto trentino, sto tipo di Z si cambia con la C, specie chi dice quando le unisce una vocale in particolare E. Da chi allora sedevole, cedro, celeste, sena, sercio, cerimonia, sesto, cervel. Vedi che lei è più sottile, più... Poi l'ultima roba, per ancora, parlando delle doppie, chi è tutta una storia... cioè i trentini praticamente o sbaglia, cioè mette la doppia dove non ha che serve, oppure proprio no, beh, come non è che fu, cioè praticamente le ignora, no? Viene una storiella a questo proposito dell'insegnante veneto che quando in classe faceva il dettato gli diceva ai suoi alunni: attenti ragazzi alle doppie. Lei vera anche che a volte nel dubbio che chi esagera, come per esempio quel frate che pronunciava Oremus al posto di Oremus. Questo vuol dire che invece che invitarmi alla preghiera mi costringeva a tremare da freddo. Oremus. Dopo infine questa storia della U che l'avei dai lombardi, dai francesi, e che la pers per la verità in Trentino, cioè è difficile sentire U, no? A parte qualche val, insomma, ma però la fa parte anche della nostra tradizione, della nostra storia, quindi mi non che ridere lì addosso a uno che le forco la U, no? Cioè, come non si ride, ripeto, quando andiamo a... cioè, alla prossima, si rivede.